Street News questa sera 21 dicembre siamo insieme allo chef di Porta Riva, Andrea Pagano, per fargli delle domande con la nostra nuova rubrica Tabù. Tabù è una rubrica in cui chiederemo, in base alle parole che sono qui nascoste sotto queste carte che vedete, delle domande relative alla parola magica, diciamo, la parola tabù. Innanzitutto salutiamo il nostro chef. Ciao Andrea. Buonasera. E chiediamo al nostro chef di girare una delle carte a tua scelta. La prima parola è preparazione. Per te cosa conta nella preparazione di un piatto? Sicuramente la scelta degli ingredienti, e noi qui al ristorante usiamo solo ingredienti di stagione e soprattutto di buona qualità, di alta qualità. Invece giriamo l'altra carta per scoprire la parola specialità. Quindi per te invece vogliamo sapere qual è la tua più grande specialità o quella in cui ti senti veramente sicuro? I nostri piatti cambiano in base alla stagione, però questo è un piatto che rimane praticamente sempre nel nostro menù ed è la genovese irpina, che non è altro che una classica genovese, tra parentesi napoletana, solo con l'aggiunta di spalla di maialino e dei funghi porcini. Alla serata tombolata siamo insieme alla proprietaria di Porta Riva, Michela Spoletta. Ciao Michela. Ciao Maria. Allora, come abbiamo fatto prima per lo chef, abbiamo qui 3 carte tabù. A ogni carta c'è associata una parola tabù, una parola speciale. Allora, inizia a girare la prima carta, vai, scegli. Porta Riva. Porta Riva. Noi vogliamo sapere innanzitutto perché Porta Riva e soprattutto cosa vuoi che faccia Porta Riva per farsi distinguere, per differenziarsi rispetto agli altri locali. Allora, Porta Riva nasce perché noi abbiamo puntato tutto sulla storia del nostro paese, perché Avella è un paese ricco di storia e io non mi stanco mai di raccontarla. Avella nell'antichità aveva 6 porte, una delle quali che fiancheggiava il fiume e portava proprio al castello e che apriva Via dei Mulini, dove è sito il ristorante, si chiamava così. Io insieme allo chef Andrea Pagano abbiamo puntato su un menù stagionale, praticamente scegliere tutto quello che la terra mette a disposizione in determinati periodi dell'anno. Ecco perché cambia ogni 3 mesi, quindi a seconda dei prodotti che la stagione offre e mette a disposizione, e quindi anche per non stancare il cliente che viene a trovarci, non troverà mai le stesse pietanze. Chiaramente i cavalli di battaglia, quelli non li possiamo assolutamente togliere dal menù, anche perché ci ammazzerebbero. Invece continuiamo con le altre carte. Come questa? Come questa qui della tombolata. Questa è solo una delle tante che vuoi organizzare e che organizzerai sicuramente. Spiegaci un po' qual è la linea guida. Allora, io ho iniziato con la prima serata con Mare e Marimba di Claudio Palmiro. È stata veramente una serata interessante perché ho voluto fortemente sponsorizzare la ristorazione, perché papà, come ho detto, conosciuto da oltre 40 anni come pizzaiolo, quindi lanciare un po' anche la cucina dello chef Andrea Pagano. La seconda con l'estate di San Martino con il vino novello e le castagne, quindi diciamo che vado anche a seconda del periodo. Ad esempio stasera non poteva mancare la tombolata. Quindi scopriamo adesso l'ultima carta. Ristorazione. Qual è la linea guida generale che vuoi seguire per quanto riguarda il tuo lavoro, quindi la ristorazione? Allora, io sono nata nel ristorante, è diventata la mia passione, puntando chiaramente sull'innovazione, sulla genuinità dei prodotti, e poi io parto dal presupposto che bisogna essere una squadra. Io sono la prima ad aprire e l'ultima ad andare via. Perché devo essere da esempio per i miei ragazzi, per il mio staff, e veramente non mi riesco a risparmiare, ma perché mi piace, perché in primis sono innamorata del mio lavoro. La serata è stata organizzata in maniera perfetta.
extraordinary evening. Molto belle. Una serata divertentissima. Serata semplicemente stupenda. È stata una serata meravigliosa, divertente e tutto. Quindi lo chef, il suo staff e la proprietaria del locale vi aspettano qui a Porta Riva. Grazie Andrea e un saluto agli amici di Street News. Grazie a voi e a presto. Ciao amici di Street News, siete fantastici!